Eccoci di nuovo in studio, oggi campagna settimanale della TGR dedicata alla salute, titolo Io mi curo, e siamo in collaborazione con lo IOV. Qui oggi nostro ospite c'è Stefano Realdon, responsabile della struttura endoscopica digestiva dello IOV. Buongiorno. Buongiorno a lei. Oggi parleremo di prevenzione e di cura. Iniziamo questo nostro incontro con un approfondimento dedicato proprio alla questione prevenzione e cura, poi approfondiremo. Non fumare, segui una dieta sana, usa protezioni solari e ancora fai in modo di mantenere un peso salutare e limita il tempo che trascorri seduto. Sono alcune delle 12 regole per ridurre il rischio di cancro che tutti possono seguire. È il Codice Europeo contro il Cancro, iniziativa della Commissione Europea nata per informare i cittadini delle azioni che possono essere intraprese da ognuno nella propria vita quotidiana. Si stima che il 30% dei tumori in Europa potrebbe essere evitato se tutti seguissero queste 12 regole. Eccole. La prima, non fumare, non fare uso di tabacco. Il tabacco è la principale causa evitabile di malattia e morte nel mondo. 2. Non fumare in casa, appoggia le politiche contro il fumo sul luogo di lavoro. Il fumo passivo raddoppia il rischio di tumore al polmone. 3. Controlla il peso corporeo, segui una dieta sana e fai attività fisica. 4. Sii fisicamente attivo tutti i giorni, limita il tempo che trascorri seduto. 5. Mangia principalmente cereali integrali, legumi, verdura e frutta. Limita i cibi ad alto contenuto calorico ed evita le bevande zuccherate. Evita la carne conservata, limita la carne rossa e i cibi ad alto contenuto di sale. 6. Se bevi alcolici, limitane l'assunzione. 7. Evita lunghe esposizioni al sole con particolare attenzione ai bambini. Usa le protezioni solari, non utilizzare lampade solari. 8. Sul luogo di lavoro proteggiti dall'esposizione ad agenti cancerogeni. 9. Controlla se in casa sei esposto ad alti livelli di radiazioni radon. 10. Per le donne, l'allattamento riduce il rischio di cancro al seno, limita l'uso della terapia ormonale sostitutiva. 11. Assicurati che il tuo bambino sia vaccinato per l'epatite B per i neonati, papilloma virus per le ragazze. 12. Aderisci ai programmi di screening per il cancro all'intestino, cancro al seno, cancro alla cervice uterina. Queste dunque le 12 regole europee, ma i tumori si possono prevenire? Sì, allora io comincerei con una bella notizia, che parlando di tumori non è facile, ma la bella notizia è che in realtà la migliore e più efficace arma contro il cancro di fatto ce l'abbiamo già e si chiama prevenzione. E queste 12 regole sono un aiuto per indirizzare il nostro stile di vita verso la prevenzione e non verso la malattia. E questo secondo me è essenziale. Il problema semmai è come farlo, nel senso che un conto è la conoscenza, un conto è l'informazione, ma anche la ricerca ci dice che l'informazione da sola non genera cambiamento. Bisogna cambiare stile di vita, non è così facile, immagino. Assolutamente non è facile, anzi forse è una delle cose più difficili e anche le sfide più interessanti dal punto di vista, anche della ricerca. E questo è quello su cui stiamo un po' cercando di lavorare anche come IOV insieme al Dipartimento di Prevenzione della Regione, cioè di rendere semplici le scelte salutari. E non è facile, nel senso che l'informazione serve, queste occasioni sono importanti, ma c'è poi tutto l'aspetto anche di mettere in pratica in maniera anche divertente, facile, in maniera tale che le persone possano capire che si può fare. Ecco, a tal proposito, l'abbiamo visto poco fa, tra queste 12 regole, molte riguardano l'alimentazione. Voi fate dei corsi di cucina proprio per i pazienti, per insegnare loro anche in maniera magari un po' divertente, se possiamo dirlo. Sì, diciamo che ci stiamo provando, attualmente lo stiamo facendo all'interno di un progetto di ricerca che coinvolge persone che non sono malate di tumore ma sono a rischio di sviluppare, persone che hanno il cosiddetto esofago di Barrett, che è una condizione precancerosa di cui noi siamo un centro di riferimento, e cerchiamo da queste persone, oltre di fare tutti i controlli, di aiutarle con questi approcci un po' combinati a modificare lo stile di vita, tra cui facciamo anche dei corsi di cucina dedicati alla prevenzione. Adesso staremo cercando di ampliare l'offerta anche per altre persone. Ecco, un'ultima domanda, la situazione in Veneto qual è? Allora, la situazione in Veneto, se noi confrontiamo con altre regioni italiane, è positiva, è molto positiva, perché anche in queste cose siamo meglio di altre regioni. Però si può fare molto meglio, giusto per dare qualche dato, in Veneto fuma più o meno il 23% degli adulti,
che sono pochi rispetto ad altre regioni, ma sono ancora troppi. L'altro aspetto, per esempio, importante è il sovrappeso e l'obesità. Anche qui siamo meglio di altre regioni, ma un 42% di persone tra sovrappeso e obese in Regione Veneto sono ancora troppe, quindi anche su questo certamente c'è da lavorare molto. Io in realtà le faccio un'altra domanda. Lei come mai ha iniziato ad occuparsi proprio di questo settore? Diciamo che io sono responsabile dell'endoscopia digestiva, quindi vedo molto i tumori dell'apparato digerente, ho sempre visto molti tumori e continuiamo a fare ricerca per migliorare la diagnosi e la terapia di questi tumori. Certo è che nel momento in cui ci si rende conto da questi documenti internazionali, o anche solo un po' approfondendo la materia, che quasi la metà dei tumori, in particolare dell'apparato digerente, potrebbero non venire, credo che sia un dovere di tutti noi medici dedicare almeno parte del proprio tempo alla prevenzione. Io la ringrazio molto, grazie di essere stato nostro ospite ed ora è il momento della nostra seconda rassegna stampa. Grazie a lei.